riso. Sì, mi hai effuso per la Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, per i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ovvò. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore, Santo Spirito di un giovanetto, Daniele, io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: che cosa vuoi dire di queste tue parole? Allora, andando in mezzo a loro, disse: siete così stolti, figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: o uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi messi in passato vengono alla luce quando davi sentenze ingiuste, temendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto. Dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: l'ognia ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, paura si univano. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare le vostre iniquità.
Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose, sotto un leccio. Disse Daniele, in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, che Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Voglio riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca. Signore, no. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, si converta dalla sua malvagità e viva. Gloria e lode. Signore. Il Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagranza. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si disse loro: di voi è senza peccato, getti per primo la contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?
Ed ella rispose: nessuno, Signore. Se io va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Dall'amore di Dio ci viene ogni benedizione, in particolare quella che consiste nel dono della grazia, che ci trasforma in creature nuove, già a somiglianza della vita di Cristo Signore. Susanna, iniquamente condannata, si abbandona con fiducia alla giustizia di Dio, che interviene a liberarla. La sua innocenza viene riconosciuta. Innocente, ingiustamente condannato, sarà Gesù Cristo. Egli si affiderà al Padre e dopo la passione e morte trionferà nella risurrezione. La malizia e l'ipocrisia hanno portato la donna colta in peccato dinanzi al giudizio di Gesù. Gesù è la menzogna e al suo tribunale giudica con la misericordia e con il perdono. Donna, nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore, neanch'io ti condanno di non peccare più. Ecco, carissimi, la grande esortazione di vivere in santità di vita, senza peccato. Fratelli e sorelle, Dio interviene con potenza per proteggere il povero, l'indifeso, l'innocente, misericordioso coi peccatori. Confidiamo nel suo aiuto, invochiamo dicendo: Padre, riportaci nel tuo amore. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando ci sentiamo superiori ai nostri fratelli di fede e non ci tratteniamo dal giudicarli, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando ci sentiamo a posto di fronte a coloro che consideriamo colpevoli e non sappiamo riconoscere i nostri, ti preghiamo. Padre, riportaci. Quando passiamo accanto a quelli che soffrono e non ci accorgiamo di loro, ti preghiamo. Padre, riportaci nel Quando vogliamo applicare la giustizia senza la misericordia, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando non comprendiamo i tuoi giudizi o ci meravigliamo della tua pazienza, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando non abbiamo il coraggio di dire la verità a noi stessi e a te, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando il male compiuto ci lascia delusi e non sappiamo come uscirne, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Dio di infinita bontà, il sangue del tuo Figlio ha cancellato
tutti i nostri peccati. Purificati del tuo grande amore, donaci la gioia di celebrare questa Eucaristia con riconoscenza e rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, di per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti a corice, o Signore, e ti sacrifichiamo la tua presenza. Lavaci, o Signore, toglici da ogni nostro peccato. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi ai tuoi fedeli, riuniti per celebrare i santi, come frutto della penitenza, una coscienza pura e uno spirito rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Grazie al Signore. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella carità operosa, indicano ai misteri della religione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine di cori celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica quest'ata del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero del celebre della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E ricordi di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Cirillo di Gerusalemme e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per essere sempre creature giuste preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi.
comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo. Non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e bontà, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati ed invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sono salvo. Sangue di Cristo, mi custodisca per la vita. Io sono la luce del mondo, chi verrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Preghiamo. Rinvigoriti dalla benedizione di Dio, ti preghiamo, Signore. La loro forza ci purifichi sempre del male e la sequela di Cristo affretti i nostri passi verso di te nella gloria per Cristo nostro Signore. Signore, libera dai peccati il popolo che ti supplica, perché conduca una vita santa e non sia oppresso da alcuna avversità per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Santa Maria del Cammino, vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria, tua